avete visto, ora sono partito dai robot nel quotidiano, dai robot industriali, robot nelle protesi, robot automobili, robotiche in qualche modo, ma tutte queste ricerche poi hanno avuto un duplice uso, una duplice intento. E purtroppo molto spesso i ricercatori che si occupano di robotica non vogliono avere la responsabilità di quello che stanno facendo. A me è capitato di intervistare numerosi ingegneri italiani ed europei proprio su questo tema e molti di loro mi hanno detto che è la società che deve decidere qual è l'uso della robotica e delle loro ricerche, come se loro non facessero parte della società stessa. E questo è molto preoccupante. È preoccupante perché a volte chi ama troppo la tecnica rischia di dimenticarsi dell'umanità. E allora è giusto cercare di andare a scoprire le attività più umane che queste macchine ci possono consentire. Ed è giusto educare i più giovani a scoprire e a usare queste macchine in maniera consapevole e responsabile. Non è facile, noi abbiamo iniziato da 6 anni a provare a istruire i più giovani, i più piccoli, e crediamo che sia una attività che vada portata avanti sempre con più persone possibili. Questo perché più studenti conosceranno questo argomento, più abbiamo il sogno che in futuro i futuri ricercatori siano capaci di porre il dubbio nelle ricerche che fanno. E allora ci siamo inventati progetti educativi di tutti i tipi, progetti anche un po' particolari, dove abbiamo chiamato in causa loro due, Alexander e Tullia, e la vostra scuola qua di Mogliano Veneto, dove io sono stato ospite, cos'era la scorsa primavera? Ho dei buchi di memoria incredibili, primavera e inverno, qualcosa di simile. È uno dei tanti metodi, cercare di coinvolgere più studenti possibili, più giovani, con i robot, capendo come funzionano, utilizzando i robot come strumenti. E allora chiedo ad Alexander e a Tullia di raccontare la loro esperienza con i robot quando si sono incrociati e hanno fatto delle lezioni molto particolari utilizzando i robot con i loro ragazzi. Peccato che Alexander stia in Bulgaria, Tullia stia a Fumane, e quindi quello che ci racconteranno è un'esperienza particolare. Buonasera. My name is Alexander, and I will speak in English. How many of you will understand what I'm saying? Tullia, you're jobless. Thank you very much for that. We had a wonderful day tonight, today, and hopefully a wonderful night tonight, but we'll see about that. So what you will see in a while, it is a 10-minute video, but maybe we'll shorten it to 5 minutes. It is a result of initiative that we had in between a few different countries, but in particular Bulgaria and Italy, or I would rather say Italy and Bulgaria. Okay, they're on the same level. We managed to find a common topic, which we were very happy that it was robotics, and to join 2 different classrooms in 2 different countries. None of the classrooms was really meant to follow robotics in the general curriculum. Maybe we should translate this one. Sì, il progetto che abbiamo perseguito era quello di portare la robotica nel curriculum normale di una scuola, in questo caso di una scuola media, di ragazzi tra 12 e 13 anni. And what Emma just showed is that even robotics is not part of the general curriculum, it is everywhere. Because of that reason, I think it is one of the best topics that can lead to collaboration and to better communication in between not just classrooms but cultures and between people in general.
E, come vi ha detto Alexander, la robotica è qualcosa di trasversale che comprende molte discipline e che può essere usata come mezzo per congiungere diverse culture, diverse discipline, non solo nel curriculum normale ma nell'attività normale, sì, in tutte le attività che si presentano. The special thing is that there is nothing special, and it is very special. Because we had just about 40 students by the age of 12 or 13, none of them perfect in English, none of them perfect in robotics, but the exchange that happened for 40 minutes that lived the memory for a lifetime. Sì, Alexander parla di 40 studenti non perfetti in inglese, in realtà erano quelli bulgari abbastanza bravi, i nostri erano alla scuola media appena, diciamo, erano capaci di comunicare appena, ma questa è stata un'occasione per appunto lavorare insieme, per aprirci l'Europa, perché molto spesso questo è un sistema per far capire che qualsiasi occasione è buona per capire che ci sono diverse culture. And what we will comment after the short video will be the hierarchy of the subjects taught in the let's say official educational system. And it's a very strange hierarchy all over the world. It has its benefits and its negatives, so it will be very nice to hear some opinions about it. Allora, è abbastanza insolito che nel sistema educativo si riesca a utilizzare questo nel curriculum normale, normalmente sono attività extra, ma il fatto che questo sia entrato non soltanto per questo singolo episodio, ma come sistema di lavoro, adesso ci permette di essere qui e oltre a queste esperienze che vedete, molte altre sono state avviate proprio perché è diventato parte del nostro metodo di lavoro quotidiano. And now Tulia will explain over the video. I'll just stand aside and smile, and then maybe I'll say something. Silence and smile. Okay. Inizio soltanto dicendo che questo fa parte di un progetto europeo nel quale eravamo coinvolti non soltanto la mia scuola e l'organizzazione di Alex, ma molte altre. Questi sono i miei studenti, Scuola di Cumane Verona. Attraverso una lezione sulla robotica condivisa con l'uso di una semplice RIM sono stati messi in contatto con Alexander, qui vedete le immagini sono molto artigianali, era una LIM di quelle portatili che si può utilizzare in qualsiasi caso. Abbiamo condiviso dei materiali su uno schermo, quello che io avevo inserito veniva visualizzato da Alexander che poteva modificarlo o fare annotazioni sullo schermo. Questi erano i materiali appunto che noi presentavamo ai ragazzi lavorando con i Lego. Lo scopo della lezione era di vedere le relazioni azione-reazione. Qui i ragazzi dovevano studiare l'uso dei sensori, avevano dei compiti, ogni gruppo aveva un compito e dovevano descrivere ad Alex, che in teoria non sapeva nulla di robotica, che cosa servisse questo sensore, quale fosse la sua reazione in conseguenza a qualcosa che veniva fatto. Quello era uno dei peggiori studenti che avevamo, di solito non faceva assolutamente nulla, con la robotica i ragazzi si motivano tantissimo e lavorano senza accorgersene.
Isn't able to work and also to speak. E vedete più schede perché l'attività si prolungava perché ogni gruppo doveva avere la possibilità sia di parlare sia di provare. I robot avevano proprio la scusa anche per parlare in inglese, che per i nostri ragazzi era qualcosa di abbastanza difficile. Questi ragazzi non avevano molto coraggio di parlare, però in qualche modo hanno fatto la loro dimostrazione. Che non si vede, ma più forte cantavano, più velocemente le ruote si muovevano. Visto che vediamo delle ragazze qui, al di là dell'occasione, che è un altro sensore che viene testato, per le ragazze la robotica in campo educativo si presta particolarmente bene a invogliarle alle materie scientifiche, per cui dà opportunità di successo. Qui la cosa interessante è che rispetto alla lezione di partenza Alexander ha aggiunto qualcosa, per cui la lezione fatta a distanza è diventata, si è moltiplicata in maniera inaspettata. You can see the small screens. I will show you too. Thank you. Bye bye. Adesso questo modo di lavorare è diventata una consuetudine e normalmente noi lavoriamo in videoconferenza con la Bulgaria, con altre scuole. Sabato scorso abbiamo avuto anche la fortuna di, sapete che la settimana robotica si è appena conclusa, dal 28 di novembre al 4 dicembre è stata la settimana europea della robotica. Per esempio la scuola di Fumane ha lavorato, 50 ragazzi della scuola di Fumane hanno lavorato in collaborazione con 200 ragazze di Bruxelles, lavorando su una missione su Marte in videoconferenza in inglese, e ci sembrano piccoli passi che fanno divertire i ragazzi, i quali spesso lavorando con la robotica si muovono dalla classe normale, lavorano sul pavimento, credono di giocare ma in realtà impiegano moltissime conoscenze e moltissime abilità legate alla matematica, alla fisica, alle scienze, all'italiano, a tutte quelle competenze per i cittadini del XXI secolo.